Amici sportivi all'ascolto, un saluto da Siro Palladino che vi parla dal Palla di Sfida a Mario Borgia di Barletta, dove sta per avere inizio la gara tra Futsal Salinis e Futsal Breganze, valida per l'8ª giornata di andata del massimo campionato femminile di calcio a 5. Dalla numero 21 Alves che le porta via la palla. Alves, la sua conclusione. Palla tesa, arriva la deviazione. Cambia gioco su Rebe. La conclusione di Rebe del massimo campionato di calcio a 5 femminile. Corner, la conclusione di Coppari al volo, l'apertura di esterno verso Rozzo, alla ripartenza di Butima che approfitta di un pallone su Biamartin, il destro di Biamartin che colpisce un clamoroso palo con le mani dal portiere Castagnaro, il pallone per Pinto Dias, Dalmaz conquista il fondo con Soldeviglia, poi Butima attaccata da Dalmaz, ripartenza in superiorità numerica, attenzione presto ancora Dalmaz, un eccesso di generosità, non si sblocca il punteggio quel Palla di Sfida, attenzione a Maita che serve Coppari, palla messa a testa a centro area ed eccolo il gol che sblocca la situazione con Pamela Presto, Coppari sulla destra, palla sporca, viene recuperata poi da Rozzo, impressione, la giocata insistita di Natalia Rozzo che alla fine appoggia nella porta sguarnita il gol del 2-0, grande spunto personale di Natalia Rozzo. Per due avversari, Tunnel, Siclari, la palla messa al centro, la conclusione è il 3-0 ancora di una scatenata Natalia Rozzo. Portare via per il pallone nuovamente da Cerato, ancora Maite, si accentra lo scambio con Presto che si gira e fulmina nell'angolino basso il portiere Castagnaro e porta la Futsal Salini sul 4-0. Al centro si propone Rozzo, va alla conclusione invece Dalmaz, Alves torna in possesso di palla, evita la pressione da parte di Ejana, palla tesa, la respinta di Gabi Tardelli che smanaccia, manca l'intervento aereo del Pinto Dias, tenta la deviazione con il tacco Rebe, la spagnola Maite che va alla battuta verso Rozzo, la deviazione, proiezione offensiva, attenzione a questa palla messa al centro, Castagnaro batte lungo e trova i pugni di Gabi Tardelli verso Azevedo, ancora Rozzo davanti al portiere, a tu per tu con il portiere, poi lascia, pallone intercettato da Presto che tenta la battuta direttamente verso la porta e insacca 5-0, la tripletta che non è riuscita qualche istante fa a Natalia Rozzo è arrivata adesso per Pamela Presto, l'anticipo su Cerato, poi Rozzo tenta la conclusione, trova Bea Martin che controlla, calcia, poi trova una deviazione, non hanno sortito alcun effetto, anzi hanno poi favorito il e scambia con Butima. Rebe, pallone deviato, Gabi Tardelli lo fa suo, poi va al rilancio, Butima sul fondo, mette questo pallone a centro area, Gabi Tardelli ci riprova, questa volta però Butima, la palla recuperata da Brandolini che la calcia e il pallone scivola lentamente sul fondo e confermandosi come una delle più belle realtà. Attenzione a Valentina Siclari che va a segnare il suo solito gol, 8º gol per Valentina Siclari in 8 giornate, palla rubata a metà campo, poi Siclari entra in porta con tutto il pallone e chiude il set sul 6-0 per la Futsal Salinis. Dal Palla di Sfida Mario Borgia è tutto. Pamela Presto, ora non ti basta più giganteggiare in difesa, ti travesti anche da goleador, questa sera ti porti a casa il pallone con questa bellissima tripletta, comunque una bella soddisfazione al di là di tutto. Sì, sicuramente, sono contenta per i gol, però il mio ruolo è sempre un difensore e non lo abbandono. Sono contenta che siamo riusciti a sbloccare la partita perché siamo entrati un po' fredde i primi 10 minuti. Era importante fare bene, prendere questi 3 punti importanti che ci permettono di posizionarci meglio in classifica, però sappiamo che il campionato ancora è tutto in salita e dobbiamo andare avanti così. In virtù di questa vittoria il Briganza è stato scavalcato, ora ci sarà il big match sul campo dello State che ha perso 8-4 sul campo del kick-off. Sarà una partita, un crocevia sicuramente molto importante per il prosieguo del campionato. Sì, sicuramente, State è un'ottima squadra, sta facendo molto bene, quindi domenica ci aspetta sicuramente una partita difficile. Lavoreremo bene questa settimana e andremo giù per fare il nostro meglio e portare i punti a casa.
In questo campionato sembra non esserci lo schiacciasassi. Che ruolo può rivestire la Futsal Salinis? Guarda, ancora è presto per parlare, però è un'ottima squadra, credo che se continuiamo, come ti ho detto prima, a lavorare bene ci toglieremo tante soddisfazioni.